Nella stagione 2015-2016, vale a dire la scorsa stagione, il Cernis Muzzane e il Lumignacco erano entrambe formazioni che puntavano a quella promozione che poi è stata conquistata dal Cordenons, che sta giocando quest'anno in Serie D. 12, o meglio, qualche mese dopo, passata l'estate e passato anche un mercato estivo scoppiettante, sia il Cernis Muzzane sia il Lumignacco ci riprovano con uguali ambizioni, anzi forse con maggiore convinzione, dettata anche dalla solidità delle proprie rose, dalla capacità dei propri allenatori e dalle ambizioni delle rispettive società, e si ritrovano oggi in questo anticipo della settima di andata del campionato di eccellenza per far valere il proprio blasone. Benvenuti allo stadio della Ricca di Carlino per il big match, il D-Day, la partita tra Cernis Muzzane e Lumignacco, che mette di fronte quelle che gli addetti ai lavori, i giornalisti e tutti i tifosi considerano sulla carta le due principali avversari e contender nell'ottica della vittoria per questa stagione di eccellenza 2016-2017. C'è il pubblico delle grandi occasioni allo stadio di Carlino, la gente peraltro continua anche a entrare, continua a riempire la tribuna, l'impianto del centro della Bassa Friulana, un paese, anzi un'intera comunità, quella di Carlino, quella di Muzzana, tutti i tifosi circondario che seguono la formazione del presidente Zanutta sono qui della Ricca o sono davanti ai teleschermi di Udinese TV per la diretta di questa, per la diretta della gara. Io saluto in primis Alberto, che sta curando la diretta e le immagini da Carlino, oggi straordinari per lui dopo aver immortalato e ripreso l'Udinese Primavera, che in quel di Codolpo un'oretta fa ha terminato la sua partita contro il Benevento, vinta in rimonta per 3-2, dopo che nel primo tempo i bianconeri erano sotto per 1-0. Saluto anche e ringrazio Emanuele, che sta curando la regia in galleria Antivari. Saluto tutti voi che siete in diretta davanti ai teleschermi per godervi il meglio del calcio regionale, l'eccellenza di nome e di fatto, il Cernis Muzzane e il Lumignacco, che si presentano al fischio d'inizio per darsi battaglia. Andiamo a leggere le formazioni. Il Cernis Muzzane scende in campo con Simone Del Mestre in porta, e poi il numero 2 è Alessio Codromaz, il numero 3 è il classe 98 Marco Rover, il numero 4 Luca Nastri, il numero 5 Cristian Zanon, il numero 6 Antonio Candussio, il numero 7 Alessandro Osso Armellino, il numero 8 è il classe 97 Matteo Piccolotto, il numero 9 il capitano il bomber Filippo Fabbro, il numero 10 Gianluca Migliorini, il numero 11 Antonio Acampola. In panchina con il mister Giuseppe Vittore ci sono il secondo portiere William Ferri, classe 2000, e poi Peressini, Battistin, Fon, Cudini, Fabroni e Borsetta. Quindi panchina molto giovane, quella di Giuseppe Vittore. Il Lumignacco scende in campo invece con il numero 1 Clemente, il numero 2 Missio, il numero 3 Guobadia, il numero 4 Catania, e questa è la novità di formazione per Zoratti, il numero 5 per Ratolino, il numero 6 Piscopo, il numero 7 classe 98 Lenardi, il numero 8 l'altro 98 fuori quota Garzitto, il numero 9 il capitano Denis Godeas, il numero 10 è Motta, il numero 11 è Mini. Con il tecnico Zoratti in panchina ci sono il secondo portiere Msaffi, e poi Martincic, Tomadini, Zuliani, Madi, Puntar e colui che rientra dopo un mesetto di assenza e con pochissimi allenamenti sulle gambe, ma è certamente un'addizione importante anche dalla panchina, anche in condizioni precarie, vale a dire Tano, che dunque torna a referto per il Lumignacco dopo l'assenza dovuta a problemi di natura sanitaria, che peraltro si sono risolti brillantemente, almeno così ci dicono dall'entourage del Lumignacco. Nel Cernis Muzzane manca il difensore Gregoris, che è squalificato, è cappato nella mannaia del giudice sportivo dopo l'ultimo turno, e mancano anche Tellan e Grion, oltre a Moras, Cassin e Bacinello, tutti infortunati. Una sorta di ecatombe per Vittore, che dunque quest'oggi ha poche opportunità di modificare i rilievi a sua disposizione. Nel Lumignacco invece manca, ed è un'assenza pesante anche nel Lumignacco, perché manca Granieri a centrocampo. I piedi buoni, le idee e l'abilità in palleggio di Ennio Granieri, ex giocatore del 13°, che si è procurato uno stiramento al collaterale. Ecco spiegata la presenza al suo posto di Catania, mentre stanno
mostrando le due formazioni, e continua a entrare gente della Ricca. Siamo pronti, io saluto e ho l'opportunità anche di ringraziare, perché ormai mi fa compagnia ed è una bella compagnia, Roberto Zanetti. Ciao Roby. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, mi scuso anticipatamente per la voce particolarmente nasale, ma al primo sbalzo di temperatura, come mi succede ogni anno, questo magari interessa poco agli ascoltatori, ma lo dico per completezza di informazione: primo sbalzo io cado, quindi mal di gola e raffreddore. Oggi ho recuperato, insomma, mal di gola è passato, però la voce, come sentite, risente ancora del peggioramento della situazione. Se ti può consolare, io ho solo qualche mese meno di te, ma lo sbalzo di temperatura mi ha fermato già 2 settimane fa, quindi sono molto più cagionevole. Gli applausi del pubblico della Ricca. Roby, dicevamo, questa è una partitissima, potrebbe tranquillamente essere la sfida che poi nel proseguio del campionato decreterà la vincente dell'eccellenza. Va detto però che in caso di vittoria del Cianis Muzzane, il Cianis Muzzane andrebbe a più 8 sul Lumignacco. L'anno scorso 8 punti che aveva Lumignacco su quelle non sono bastati a Lumignacco per vincere, però questo Cianis Muzzane mi sembra talmente solido che se prende 8 punti di vantaggio, chi lo va a prendere? No, infatti dobbiamo subito ricordare comunque che, e non a caso, che fu proprio il Lumignacco dell'allora allenatore Pino Cordiula ad aver accumulato un tesoro di punti che sembrava incolmabile prima di Natale, no? Sembrava la squadra destinata ormai ad aver ammazzato il campionato, invece poi sappiamo tutti cos'è successo. Quindi direi che è chiaro che il Jarlins ha già dato dimostrazione ampia della sua grande solidità. Oggi, anche se manca un sacco di gente, ci sono parecchie defezioni, la rosa comunque consente di far fronte abbondantemente a coloro che non possono scendere in campo. Direi che per il Lumignacco oggi potrebbe essere anche importante non perdere. Vediamo come Setano, che fa il suo rientro almeno a Referto, sarà schierato da mister Zoratti, che ha sempre lamentato appunto la mancanza di profondità in queste partite nelle quali l'ex udinese Granada è rimasto assente per motivi fisici. Il Chiarlins, che da 2 partite segna e non prende gol, dimostra ancora di più la sua grande solidità, e quindi vediamo un po' come si sviluppa questa partita. Soprattutto il Lumignacco continua a giocare con Motta e Godeas assieme, quindi viva l'esperienza. Vediamo se l'esperienza e il ricamo avranno la meglio sulla rapidità e sulla maggiore gioventù della squadra avversaria. È iniziata la partita e per questo incontro è stato scomodato anche un arbitro che arriva direttamente da Roma, Giovanni Greco, che sarà assistito da Cifu della sezione Basso Friuli e da Samaria della sezione di Udine. Anche in questo caso, anche per quanto riguarda gli assistenti dell'arbitro, equità di trattamento: uno che arriva dal Basso Friuli, cioè la sede del Cianis Muzzane, e una che arriva dalla sezione di Udine, che è la sede di competenza del Lumignacco. Nessuno potrà lamentarsi. Il Cianis Muzzane gioca ovviamente da sinistra verso destra, ma ovviamente soprattutto in maglia orange con i colori societari, mentre il Lumignacco è in maglia blu a bande bianco e rosse. Sta entrando chiunque, nel senso, c'è tutto il mondo del calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia è qui al Della Ricca, sfruttando anche l'anticipo al sabato per quanto riguarda l'iniziativa del sabato del nostro calcio. Uno di questi, ecco, una cosa che mi piace notare è che c'è la diretta TV, ma gli appassionati sono qui per vedere la partita dal vivo, segno che la diretta TV non è un elemento di disturbo per quanto riguarda l'affluenza negli stadi. L'importante è che lo spettacolo sul campo sia sempre tale. Non sarà magari che ci hanno ascoltati in precedenza e preferiscono non ascoltarci e vedere la partita? No, beh, questa è una battutaccia, però è chiaro che le partite viste dal vivo sono sempre, rappresentano sempre la cosa migliore, sia a livello di calcio dilettanti sia anche a livello di Serie A, soprattutto se hai impianti come quello di Udine che ti consentono di godere di una buona visuale. Rimane il fatto che il calcio dilettanti non è solo la partita di per sé stessa, ma è un modo anche per ritrovarsi, è il classico terzo tempo al chiosco che costituisce, come ben
sappiamo una fonte di entrate non indifferente per la società, quindi fa parte di tutto un pacchetto che secondo me deve essere tenuto in considerazione. Diciamo che oltre a questa oggi ci sono anche altre partite di un certo rilievo, come ad esempio mi viene in mente in prima categoria c'è Fulgor Serenissima, la Fulgor capolista del girone, di uno dei due gironi di prima, scusa, del girone B dei 3 gironi di prima categoria, e poi abbiamo anche alle 4, sempre alle 16, il sentitissimo derby di Martignaco tra Union e Diana. Anche questa una partita abbastanza, probabilmente se avessero giocato magari alle 5, alle 17 ci avrebbe dato l'opportunità magari di godere almeno della visuale del secondo tempo, ma insomma vabbè, non si può aver tutto, cerchiamo di non nutrirci solo di calcio, cerchiamo di vivere bene questa partita e poi vedremo. A proposito di non nutrirci solo di calcio, vi ricordo anche la diretta di domani dalle 17:45 in avanti su Udinese TV per la partita della GSA Udine in Serie A2 di pallacanestro a Forlì sul parquet della Uniedo, una GSA che ha già ottenuto 2 vittorie da matricola nelle prime 3 giornate di campionato, e anche domani a Forlì punta a far bene e punta soprattutto a bissare il successo contro i romagnoli nella finale promozione della passata stagione in quel di Montecatini. Una partita da vedere, una partita da vivere e da assaporare dall'inizio alla fine. Ovviamente per chi non si reca a Forlì a seguire la squadra di Lino Lardo c'è l'opportunità di vederla in diretta su Udinese TV. Collegamento a partire dalle 17:45. In studio ci saranno i giornalisti che abitualmente seguono la formazione bianconera. Qui in attacco c'è sempre il Lumignacco che prova a costruire qualcosa. A proposito di tifosi che si recano al campo e magari vedono la partita in TV, e oggi so che la stanno vedendo in TV, mi permetto una parentesi. Saluto il mio amico Beppi Bazzana da San Giovanni di Casarsa, che sta seguendo l'incontro attraverso i nostri teleschermi. Beppi, ti aspettiamo sui campi alla prima occasione. Palleggia a metà campo il Charlie Smuzzane, ma poi interviene Motta, ancora Charlins sulla sinistra. Questo è Migliorini che perde il pallone, resta in pressione comunque anche Nastri che riconquista la boccia e affida a Candussio. Zanon, anzi il dottor Zanon dovremmo chiamarlo così perché si è laureato un paio di settimane fa, proprio qualche giorno prima la partita con il Tolviscosa. Ha festeggiato appunto con il gol al Tolviscosa in diretta TV la sua laurea. Mi giungono voci anche da Lumignacco che dicono che Zanon non ha ancora finito di festeggiare la laurea. Ciò nonostante è in grandissima forma ed è qui pronto per dare il suo contributo. Qualche protesta anche. Sono già passati 5 minuti in questa gara, ancora nulla è successo. Ciardins ha provato un paio di volte a sfondare dalle parti di Clemente. Sono i padroni di casa che fanno la partita. In palleggio il lancio da parte di Piccolotto, intercettato, sale Kodromaz per la rimessa laterale, l'ex terzino del Nova Gorica. Lancia ancora Piccolotto che ingaggia un duello con l'altro numero 8 Garzitto, due giovanissimi, 1 contro 1. Alla meglio l'incontrista del Lumignacco. Sono entrambi reduci dal torneo delle regioni giocato con la formazione del mister Pecile, che ho visto qui sotto, eccolo là, infatti venuto a vedere i suoi ex ragazzi, anche se comunque sono due classi 98 e entrambi... A proposito di Pecile, consentimi di aprire una parentesi. La posizione di Pecile non è ancora definitiva perché appunto potrebbe anche essere legata, diciamo, al prossimo presidente che sarà eletto, crediamo, entro dicembre. Già come abbiamo potuto leggere sugli organi di stampa e sui siti vari è già cominciata la schermaglia, naturalmente, no? E dicevamo appunto di Pecile. Lui ci ha confessato che sta comunque andando in giro a vedere partite, però per rendersi conto un po', insomma, del materiale, della situazione. Ci sono delle nuove proposte, però non è ancora, la sua posizione non è stata ancora ratificata. Diciamo che a favore, con molte virgolette, della sua conferma gioca anche il fatto che il torneo delle regioni si giocherà comunque, ritornerà in anticipo a Pasqua, quindi
anche con un nuovo mister probabilmente il tempo sarebbe ridotto, e crediamo che almeno per il prossimo anno, per la prossima tornata, sarà appunto più saggio puntare su di lui che già conosce i meccanismi. Ci siamo spesi in un endorsement nei confronti di Gabriele Pecile, ma insomma è giusto anche rilevare questo aspetto. Motta allunga il pallone verso Godeas, ma ancora Kodromas mette in condizione Del Mestre di impostare con i piedi. Del Mestre che secondo me ha sostituito la maglietta perché era troppo simile a quella dell'arbitro e assicura visibilità migliore. Io però dovrò parlare col presidente Zanutta perché, come già notavo in precampionato nel trofeo di Cervignano a fine luglio, questa maglia arancione con i numeri azzurrini dietro impedisce la lettura dei giocatori. È vero che ormai la fisionomia dei giocatori è conosciuta, però anche in televisione secondo me non è proprio del tutto efficace questa colorazione, però sono i colori sociali, vai tu a chiedere a Zanutta di modificare i colori della sua SPA. Il numero insomma, diciamo che un bel nero, anche bianco, insomma, renderebbe più facilmente individuabili i giocatori. Insegue il pallone a Campola, poi sale anche Nastri, dà un'occhiata al centro, mette in moto Fabbro sulla destra. Pallone però esce dal campo, si riprenderà con un rinvio, se ne occuperà Clemente, portiere del Lumignacco, ex portiere dell'Udinese, tra le altre Primavera, poi della Manzanese, ce lo ricordiamo nell'ultima reincarnazione prima di Lumignacco. Ha giocato un po' dovunque Clemente, portiere di grande esperienza. Godeas insegue un pallone. Intanto stiamo seguendo in diretta anche la partita di Lega Pro tra Sudtirol e Pordenone. Ha segnato Semenzato, ha portato in vantaggio il Pordenone, ma poi ha pareggiato ancora Tulli. 1-1 per il Sudtirol. Tulli è colui che ha segnato il gol della vittoria per il Sudtirol al Bottecchia in settimana martedì in Coppa. Quindi bestia nera per il Pordenone. L'attaccante del Tirol, non Sudtirol, Sudtirol devi dire. Sudtirol. Okay. A Bolzano ci ascoltano, quindi devi essere preciso. Hai assolutamente ragione. Sudtirol, va bene. Ancora Kodromas è attaccato da Mini, però c'è stato uno scontro a metà campo, ha avuto la peggio Godeas che è finito per le terre. Un attaccante grande e grosso come lui, però penso che possa rialzarsi e sopportare questo tipo di contatto, anche perché Candussio di solito è uno che ci va giù bello fisico, bello pesante. È una bella sfida molto fisica tra Candussio e Godeas. Si rialza il capitano del Lumignacco, stretta di mano tra i due e si ricomincia come deve essere sempre. Tra due vecchi lupi di mare del calcio dilettanti, per Godeas non solo del calcio dilettanti. Diciamo un inizio abbastanza controllato, no? Forse il Chiarlins un po' più fuori con la testa un po' fuori dal guscio, dalla tana, e il Lumignacco invece che si cerca di confermare la sua costante, un po' di squadra abbastanza cinica, abbastanza anche attendista, diciamo, no? Che comunque è anche solida, perché vedevo prima un dato statistico, ultimamente non è che stia segnando granché, compresa la Coppa Italia, ha fatto solo 3 gol nelle ultime 6 partite, 5 in campionato, 1 in Coppa Italia, però non subisce nemmeno, no? Magari le ultime 2 in casa sono finite 0-0, però è una squadra alla quale molto, molto difficilmente fai gol, perché insomma gente come Piscopo e Pratolino dietro, come Clemente, poi insomma con un centrocampo anche bello, consistente, anche di qualità, rimane sempre un problema, per cui credo che comunque la tattica sia quella anche da parte del Chiarlins di attendere un attimo, a parte il fatto che appunto il Chiarlins credo che abbia superiore possesso palla per il momento, di fare il gioco, però insomma per il momento partita abbastanza controllata. A centrocampo prova la ripartenza il Lumignacco, Catania allunga
verso Lenardi che si è messo in luce già davanti ai nostri teleschermi domenica scorsa in occasione della gara interna con il Chions, gara che più o meno ricalca almeno questo inizio di partita qui oggi a Carlino, cioè tra due formazioni che si equivalgono, che badano a non concedere assolutamente nulla, e quindi questo equilibrio di solito può essere spezzato solo da qualche giocata o qualche tocco di classe, un episodio, un errore che però, vista l'esperienza e la capacità, l'abilità dei giocatori in campo, in questo momento faccio fatica a immaginare. Caricato Fabbro da Pratolino, Fabbro che è il capocannoniere del campionato con 6 reti già messe a segno. Il Bomber sta vivendo una stagione, un momento di forma clamoroso. Il signor Greco fa battere di nuovo il calcio di punizione. Spiovente in area, ma poi un po' di confusione nell'area di rigore di Clemente, un paio di abbracci non propriamente regolamentari, non propriamente ortodossi. Il signor Greco fischia il calcio di punizione. Clemente se ne incarica. Siamo arrivati al 14° del primo tempo, nulla da segnalare in cronaca se non la folla delle grandissime occasioni a Carlino. Zanon, Osso perde palla ma arriva in suo soccorso ancora il Charlie Smuzzane con Fabbro va a cercare spazi sul centrodestra, non gli lascia alcuna possibilità Pratolino, che è difensore centrale di esperienza e particolarmente tignoso. Anche questo è un duello, cioè se Godeas contro Candussi da una parte è duello che fa scintille, altrettanto si può dire dall'altra con Fabbro e Pratolino. Pallone che spiova in area di rigore, c'è un contatto, nulla da eccepire da parte dell'arbitro Greco. Clemente va al rilancio, pallone arriva nella zona di Godeas che ingaggia il solito corpo a corpo con Candussio, poi da Migliorini il pallone arriva nella zona di Osso Almellino e Guobadia ha fatto un aggancio clamoroso, ma poi Migliorini, ancora Osso Almellino, va al cross, non si passa da quella parte per l'eccellente recupero di Pratolino. Ancora Guobadia abbattuto da Migliorini e c'è un fallo guadagnato, il calcio di punizione, che è ancora piuttosto giovane. Ultimamente gli ho visto fare dei miglioramenti a livello tecnico, a livello soprattutto di abilità in copertura difensiva eccezionali, perché lui era famoso per spingere, era famoso per le incursioni. Esattamente, adesso però copre tutta la fascia e fa benissimo anche la fase difensiva. Una sicurezza è diventato lui per il Lumignaco e per Zoratti. Certo, direi di sì. Era un giocatore insomma di propositivo, che addirittura magari all'inizio non trovava tanto posto, così invece adesso si è conquistato la grande fiducia dell'allenatore. Sappiamo che Zoratti giustamente fallo da cartellino, infatti Piscopo si prende un cartellino, fallo tattico a metà campo, e Guobadia sta anche facendo molta attenzione alla fase di non possesso, alla fase di copertura, e quindi è un giocatore che si va, ecco, hai detto che insomma è di età abbastanza giovane, come hai confermato tu prima, e quindi insomma è una sicurezza, un'alternativa in più dietro per Zoratti. Ammonito Piscopo per fallo a metà campo su Fabbro, che lo aveva saltato con uno stop a seguire. Si riprende con il calcio di punizione nei pressi della linea di metà campo per il Charlie Smuzzane. Persa subito la palla per l'efficace intervento di Lenardi, spedisce il pallone in avanti a caccia di Godeas, nulla da fare, non riesce a intervenire il centravanti di Medea. Siamo arrivati al 17° del primo tempo, sempre 0-0 tra Charlie Smuzzane e Lumignaco. Charlie gioca in maglia arancione, il Lumignaco gioca in maglia blu, è il big match
del campionato di eccellenza. Charlis Muzzane è la capolista, mentre il Lumignacco è terzo in classifica, essendo il Charlis Muzzane davanti al Chions che occupa la seconda posizione. Anche il Chions dovremmo parlare e aprire anche una parentesi dedicata al Chions di Lenisa, perché se è vero che le grandi formazioni non rischiano niente, sono molto solide, molto compatte, molto concrete e non regalano nulla, a proposito di regalare nulla a nessuno, bisognerebbe parlare, Roberto, del Chions, che non ha ancora preso un gol, e so che c'è già un mercato di scommesse di birre che si sta sviluppando nel calcio dilettanti per capire chi sarà il primo a fare gol al Chions, perché cioè, fino a questo punto, dopo 6 giornate, 0 gol subiti è quasi un record. Lanciamo la proposta a Gigi Nardini, che solitamente dà un quintale di miele, mi pare, dava al primo marcatore del campionato di Serie A. Possiamo dirgli, se ci stai ascoltando, metti a disposizione, non dico un quintale che è tanto, ma insomma una decina di chili, una ventina di chili di miele per colui che segnerà il primo gol al Chions. In questo momento effettivamente, dopo 6 partite senza reti, espulsione. Ecco, Gobadia mi pare, avevo appena finito di parlare bene di Gobadia, non so cosa è successo. Ah, gli ha battuto le mani. Sì, ero girato dalla parte opposta ma non si capisce, cioè non si capisce perché. Un fischio, una punizione, un giocatore del Chiarlì in soccorso e un'espulsione che può, difatti si sta già scaltando un giocatore del Lumignacco. Vediamo Del Mestre che saluta qualcuno. Sì, potrebbe essersi che era dato in predicato di giocare. Gobadia ovviamente non felicissimo. Minuto 18? 19esimo del primo tempo. Guavadia non ne vuole sapere di uscire, ha applaudito l'arbitro che probabilmente ha preso la cosa in maniera non del tutto ironica da parte dell'esterno sinistro del Lumignacco, che adesso sta per essere portato quasi di forza fuori dai suoi che stanno cercando di persuaderlo. Intanto il povero Kodromas, toccato durissimo, esce dal campo zoppicando, ma però è già sulle sue gambe il difensore del Charlis Muzzane. Penso che potrà proseguire il suo incontro. Ancora Guobadia è ancora in campo e qui mi sa che rischia anche di peggiorare la sua situazione dal punto di vista disciplinare, perché non abbandona il terreno di gioco Guobadia. Lo sta facendo ora, lo stiamo seguendo anche con la nostra telecamera, con estrema calma. E dunque, dal 19esimo del primo tempo in avanti, Lumignacco è in inferiorità numerica. Espulsione di Guobadia, che si lascia andare anche a un gesto poco ortodosso nei confronti dei tifosi del Charlis Muzzane, che lo stanno apostrofando. Calcio di punizione per il Charlis Muzzane. Sulla palla c'è Osso Almellino. Adesso Charlis in superiorità numerica ha una buona opportunità. Ribattuto il tiro di Osso Almellino. Resta comunque in pressione la squadra di casa. Vediamo come Zoratti ridispone la sua formazione. Per il momento vedo Lenardi che è avanzato e Mini che è arretrato. C'è anche Garzitto. Difatti Mini è andato a coprire la zona di Guobadia e poi adesso viene subito sostituito. È entrato Martincic, come dicevamo prima, al suo posto. Martincic che era impredicato di giocare da titolare e entra adesso in campo, quindi sarà Martincic a retrocedere in difesa con Mini che è uscito per lasciare spazio al numero 13. Alta rimessa, pallone arriva in area di rigore, anticipato a Campola, fischia l'arbitro, c'è un fallo in attacco e il calcio di punizione affidato a Clemente. Roby, dicevamo prima che solo un episodio, un errore, un tocco di classe, un qualcosa avrebbe potuto spezzare e sbilanciare l'equilibrio che si stava generando in campo. Direi che quello di Guobadia può essere considerato un errore di inesperienza, non lo so, dimmi tu come lo cataloghi. Io direi che dopo potremmo insomma
come indagammo 3 settimane fa sull'espulsione di Candotti, no? Dovuta espressione blasfema, come si dice. E vedremo perché il motivo, insomma, no? di questa, che comunque chiaramente condiziona, perché non è un episodio, un errore, subisci un gol, però comunque sei sempre in 11, hai la possibilità di rimediare. Adesso concedere un uomo in più al Chiarlins, effettivamente siamo sempre sullo 0-0. La storia è piena di squadre che pur in inferiorità numerica hanno centuplicato le energie e comunque hanno portato a termine magari senza danni o addirittura vincendo le partite, però è chiaro che adesso per i rossoblù di Zoratti sarà molto più difficile. E allora in effetti capiamo che sono rimasti come coppia centrale Pratolino e Piscopo irremovibili. Cioè Motta praticamente adesso c'è un centrocampo a 4 e Godeas, anche se vedo che comunque Lenardi gioca dietro a Godeas, quindi c'è un 1-1 davanti. È venuto da questa parte Missio sulla sinistra e di là a destra si è piazzato Martincic. Calma Pratolino. Sì, è uscito Mini per lasciare il posto a Martincic, mentre Clemente svirgola un rilancio che comunque Godeas mantiene dentro l'angolo di gioco. Ancora Garzito prova a ribadire, entra in possesso di palla Motta, sul quale arriva Migliorini. La pressione del Lumignaco però è efficace, ci sarà la rimessa laterale. Missio, che come detto ha cambiato fascia di competenza ed è arrivato sulla sinistra del fronte difensivo lumignacchese. Garzito, Codro e Zanon gli regala la rimessa laterale. Nel frattempo Kodromas ha regolarmente ripreso il suo posto in campo, quindi nessun problema fisico per l'ex giocatore del Nova Gorica. Il cross raso terra di Missio, prova ad uscire il Chiarlins con Osso al Mellino che viene agganciato da Garzito. Qui più di qualcuno reclama il cartellino giallo nei confronti di Garzito, difatti eccolo lì. No, viene solo redarguito Garzito direttamente sull'uomo, da che cioè, se il regolamento è sempre quello, anche oggi questo è un fallo da munizione. Stacca Piscopo e poi Missio allontana, però il Chiarlins Mulsanne ha guadagnato metri con il proprio baricentro spostandosi in avanti. Quindi è difesa a 4 e Motta fa il centro mediano metodista, come si diceva una volta. Esatto, davanti alla difesa. Sì, Martin girato sulla destra, Missi è venuto a sinistra, coppia centrale inamovibile. Motta mi pare che giochi davanti per cominciare l'azione, fare magari anche, non dico da frangiflutto, che insomma non è un ruolo che gli si dice tanto, ma insomma a questi livelli e con la sua esperienza magari può anche essere di aiuto ai compagni per gestire questa situazione difficile. Martincic si spinge in avanti, viene anticipato da Candussio che sbarra la sinistra, si alza un campanile. Godeas spizza il pallone, dall'altra parte doveva servire Garzito, invece la palla arriva tra i piedi di Candussio. Ancora Martincic in pressione, Martincic sombrero, ma da quella parte lì non si passa. Candussio impone l'altra ancora una volta, altro contatto, colpito duro mi pare Migliorini, sì è lui. Falletto che recupera, che consente al Chiarlins Mulsanne di recuperare il possesso di palla. Siamo arrivati al 26esimo del primo tempo, sempre 0-0, ma da 8 minuti a questa parte il Chiarlins Mulsanne è in 11 contro 10 per l'espulsione del numero 3 del Lumignaco Guobadia, arrivata per proteste. Attenzione a Fabbro in agguato, e ancora Piscopo, e qui si vede ancora di più la grandissima esperienza, la capacità di entrare in tackle con i tempi giusti dei difensori centrali di Zoratti. Si era lanciato a campo dalle parti di Clemente. Calcio d'angolo per il Chiarlins, però mi pare che ancora qualche problema fisico per Kodromas, è lui? Sì. Quindi esce ancora dal campo, rimessa laterale per il Chiarlins Mulsanne, temporaneamente 10 contro 10 le due formazioni. No, è Fabbro. È Fabbro che ha un problema al ginocchio. Da qua non riesco a capire da dove stia lavorando il fisioterapista della Chiarlins Mulsanne. Comunque temporaneamente senza suo bomber la formazione di casa, pallone che spiova in area di rigore.
prova ad uscire dalla fase difensiva il Charlis Muzzane, lo fa con Missio, ma poi ribadisce in avanti Nastri, e ancora in affanno la difesa del Lumignaco, che si salva mentre rientra Fabbro, va a prendere il suo posto, a riprendere il suo posto al centro dell'attacco della formazione Orange di Pino Vittore. Libera Motta, Lenardi non riesce a intervenire, resta in pressione del Charlis, ma perde subito il possesso di palla al 28esimo. Prova a respirare il Lumignacco, anche perché ci si attende una fine di primo tempo all'arma bianca da parte del Charlis Muzzane, per cui sarebbe importante finire il primo tempo, oltre che in superiorità numerica, anche con un gol di vantaggio. Però abbiamo capito che far gol a questa difesa del Lumignacco è molto ma molto dura, anche se davanti ai fenomeni tipo Filippo Fabbro, tipo Acampola, tipo lo stesso Ossol Mellino, che come terzo attaccante è pericolosissimo. E a proposito di pericolosità e di fenomeni in attacco, Filippo Fabbro ha preso l'incrocio dei pali con una palombella di testa. Sì. Ci crede il Charlis Muzzane, siamo alla mezz'ora di gioco, anzi al 29esimo. Ci crede il Charlis Muzzane, che adesso sente l'odore del sangue, prova a zanare la giugulare del Lumignacco. Piccolotto in area, cross completamente centrato, pallone esce dal campo. Fabbro chiede al suo laterale di posizionarsi meglio, di calibrare un po' meglio i cross a centro area. Direi che in questa fase dell'incontro, da un punto di vista tattico, può essere fondamentale proprio per il Charlis Muzzane l'abilità di Piccolotto di attaccare gli spazi, di andare a inserirsi nelle pieghe della retroguardia del Lumignacco. Mentre per quanto riguarda il Lumignacco sarà fondamentale soprattutto non perdere di vista gli attaccanti di Vittore, da Fabbro a Campola, allo stesso Osso, come dicevo prima. Sono capaci di inventare in qualsiasi situazione. Kodomaz a Campola porta avanti la palla, Fabbro stop, si gira verso il campo, fa partire il destro dal limite dell'area, la palla sibila nei pressi del palo di destra della porta difesa da Clemente. E adesso è attacco all'arma bianca da parte del Charlis Muzzane, con un Lumignacco in 10 uomini costretto a difendersi. Abbiamo anche aggiornamenti dalla Serie D. Alto Vicentino Belluno sono sull'1-1, in Lega Pro Sudtirol e Pordenone sono sull'1-1. Inizieranno tra poco anche le partite di Lega Pro, mentre informazione di servizio per Emanuele, che ci ha scritto su WhatsApp. Sì, Emanuele, hai ragione tu, sono d'accordo con te. Questo messaggio cifrato tra telecronista e regista. Anticipato Garzitto da Nastri, che sta facendo un lavorone in mezzo al campo. Ancora Nastri, avanza palla al piede, appena parlo bene di qualcuno, prima Guardia è stato espulso, adesso Nastri, parlo bene di lui, perde palla, ma è bravissimo Migliorini, che entra in possesso di palla togliendola dai piedi di Missio. Sempre pressione il Charlis Muzzane, l'ultimo a toccare però è stato Migliorini. Trentaduesimo. Abbiamo modo in questa pausa di apprezzare proprio lo schieramento a 4 della difesa del Lumignacco, con Motta e Catania piazzati davanti alla retroguardia di Zoratti, per non solo recuperare palloni ma anche iniziare ad impostare subito. E adesso
è Godias che gioca da seconda punta con Leonardi, che è l'uomo più avanzato del Lumignaco. Lenardi che va a contendere il pallone all'over, alla meglio il giovanissimo classe 98 in maglia blu. Catania non si intende con Martincic, anzi è Missio. E adesso di nuovo un cambio tattico, perché Missio è tornato sulla destra ed è venuto Martincic qui sulla sinistra per quasi francobollare a Campola, e quindi probabilmente è anche quasi difesa a uomo, con Martincic che segue a Campola e Missio che segue Osso Almellino. Avanza Kodomaz che sterza, si accentra, porta avanti il pallone, Osso taglia dal lato debole, però capisce tutto Pratolino, che poi guadagna anche la rimessa laterale. Io penso che una coppia di difensori centrali come Pratolino e Piscopo siano il sogno di qualsiasi allenatore, e penso che Zoratti possa dormire sonni tranquilli anche in 10 contro 11, anche se davanti agli attaccanti del Giardino Smuzzane. Come quando in nazionale c'erano Nesta e Cannavaro, insomma, che non ci ascoltano, quindi non ci possono querelare, però la solidità fatta le debite proporzioni può essere quella. A Campola, a caccia del pallone, viene comunque controllato da Martincic. Ancora a liberare, mentre occhio a Risano, è passato in vantaggio Santa Maria, quindi a Risanese 0, Santa Maria 1. Attendiamo ulteriori dettagli per capire chi sia il marcatore. Questo è un fallo in attacco di Acampola, ma comunque Motta gestisce il pallone con sagacia. No, il pallone resta lì, deve intervenire Pratolino, ma una volta recepito l'arbitro che non poteva far valere la regola del vantaggio, ha subito fischiato fallo per salvaguardare l'intervento di Motta. Triplicato, voleva anche il fallo, triplicato Catania, riesce a farsi fischiare fallo a proprio favore, quindi con calcio di punizione ne approfitta Lumignaco per salire. Salgono anche entrambi i centrali difensivi, per cui non c'è nessuno che va a coprire la metacampo difensiva. Adesso si ripiazzano Martincic e Missio, con Piscopo e Pratolino che sono andati a cercare gloria in attacco. Ovviamente è Motta che calcia la punizione. Pallone che spiove a centro area, e guarda un po' cosa ti combina il Lumignaco. Godea si è andato a colpo sicuro, non ha impattato sul pallone, ma c'era la posizione irregolare, credo però non di Godeas, bensì di Piscopo, che era avanzato, perché Godeas l'ho visto partire dietro i difensori, quindi probabilmente era Piscopo in... Questo fa capire quanto può essere pericoloso e letale il Lumignaco su queste palle inattive, anche perché fino adesso sul piano della manovra, della costruzione, la formazione di Zoratti non ha assolutamente preoccupato del Mestre. Però, come hai visto, i centrali che sulla palla in possesso degli avversari non si schiodano assolutamente dall'area. Quando c'è un calcio piazzato, una palla inattiva, invece vanno regolarmente, c'è un'adeguata copertura, e quindi sappiamo benissimo che dalle palle inattive arrivano una gran percentuale di gol nel calcio di oggi, quindi attenzione per il Chiarlins a alle palle inattive dell'Omignaco.
E io direi, senza voler scadere poi in eccessive lodi, che questa è mentalità e capacità dell'allenatore di infondere la giusta sicurezza ai propri giocatori di talento ed esperienza, quindi la giusta somma di tutti questi dettagli. Rimessa laterale, anzi corner per il Cernis Muzzane, direttamente in mano a Clemente, che blocca con sicurezza. Siamo arrivati al 37esimo del primo tempo, una partita comunque piacevole, con tanti giocatori di classe sul terreno di gioco. Io approfitto anche per salutare gli amici che ci seguono da Savognano, i grigionieri di Savognano, che stanno giocando molto bene in prima categoria, da neopromossi. Stanno facendo, a parte che, sentendo un po' anche gli addetti ai lavori in giro per i campi della prima categoria, tutti mi dicono che il mercato attenzione però, attenzione, seguiamo il Lumignacco da Lenardi verso Martincis, non filtra pallone, mentre Fabro, che a memoria distinto, fa salire Osso Armellino, c'è Campola sul lato debole, Armellino sterza, va al centro, ancora Clemente in tuffo, toglie il pallone dalle possibilità di Piccolotto, che stava sopravanzando. C'era anche Migliorini. Ripartenza del Lumignacco fulminante, del Cernis Muzzane fulminante. Lumignacco però con sicurezza ha sventato il pericolo al 39esimo. Ribaltamento di fronte da una parte e dall'altra. Dicevamo grigionieri di Savognano che neopromossi in prima categoria, ma hanno subito, cioè, a parte hanno costruito una squadra importante. È chiaro che a disposizione del mister Marchina, la società del presidente Genio ha messo a referto tanti giocatori di esperienza e di talento, e si spiegano anche così i risultati ottenuti. Lancio verso Fabbro, che riesce a deviare il pallone a centro area, dove stava accorrendo a Campola. Ancora Clemente. Perde palla pericolosa, ancora di nuovo Cernis, ripartenza. Fabro è in posizione regolare, va a centrare a campo, Fabro va direttamente in porta, ancora Clemente, però resta lì, il pallone resta lì, e questo è un calcio di rigore. Questo è un calcio di rigore, no? No, è un fallo in attacco invece, è un fallo in attacco da parte di, sì, è un fallo in attacco per fallo subito da Pratolino e commesso da Campola. Ero sicuro e convinto che l'arbitro avesse fischiato rigore, perché era andato proprio con il dito indice verso il centro della porta, ma evidentemente solo per segnalare l'azione fallosa in attacco. Quindi si salva anche in questa circostanza il Lumignacco. Ma credo che questo tipo di situazione, almeno quello che abbiamo vissuto negli ultimi 60 secondi, sia il paradigma di questa partita, con il Cernis che prova a sfruttare la superiorità numerica con i suoi incursori, il Lumignacco che bada a difendersi con grande attenzione. Ancora Fabro, occhio a Sormellino che è in posizione regolare, Fabro se ne accorge, infatti porta a spasso il pallone, poi fa partire il destro dalla tre quarti, leggermente esterno. Clemente era sulla traiettoria, ma il pallone ha preso un effetto strano, quasi alla Oliver Hutton, e rischiava veramente di regalare la soddisfazione ai tifosi del Cernis Muzzane, che hanno gridato al gol. Il pallone spiove sopra la traversa della porta difesa da Raffaele Clemente.
Motta. Sale sulla destra Missio. Catania. Prova l'1-2 con Missio. E ancora Migliorini che spezza la trama offensiva del Lumignacco e fa ripartire il Charlis Muzzane. Ossolmellino. Sbaglia il passaggio verso Piccolotto. E poi dà respiro alla manovra Piscopo. Sale sulla sinistra Martincic. Lumignacco che arriva sulla tre quarti. Motta dà un'occhiata in mezzo. Chiama in causa Godeas. Garzitto un po' macchinoso nel controllo. Ripartenza del Charlis Muzzane. A Campola. Fabro. Poi davanti Missio. Fabro salta anche Motta. Arriva a sostegno Piccolotto, non aggancia ma tiene il pallone dentro il rettangolo di gioco. Sale Kodomaz a supporto, però c'è la palla per Ossolmellino che dal limite si gira, parte il sinistro del numero 7. Respinto dalla difesa e Godeas subisce un contatto da parte di Zanon. L'arbitro non ravvisa gli estremi per il fallo, secondo me era fallo da parte di Zanon. Sempre Charlis Muzzane in possesso della boccia. Nastri. Rover. Un'occhiata al centro, pallone troppo sul portiere. Non riesce a intervenire Fabro. Siamo praticamente in chiusura di primo tempo, siamo al 44esimo. Ci sarà forse un minuto di recupero per la sostituzione e in occasione dell'espulsione di Guabadia si è perso un po' di tempo, quindi andrà recuperato. Kodomaz, Nastri, ancora lui a spazzare. Nastri sta facendo una partita di grandissima quantità lì davanti alla difesa del Charlis Muzzane. Adesso è lui che si pone davanti a Lenardi che non riesce a mettere in moto Catania, un Catania avanzatissimo. Adesso recupera il suo posto a centrocampo il numero 4 di Zoratti. Avanza Charlis, Fabro, occhio a Campola e ancora Clemente! È vero che gli ha tirato addosso, ma che riflesso da parte del portierone. Al 45esimo, azione gol per il Charlis Muzzane. Sbanda Barcolla, ma non molla il Lumignacco. Ancora in pressione il Charlis Muzzane. Almellino. Il sinistro traversa, anzi era Nastri, traversa, era la traversa del numero 4 con il legno della porta di Clemente che ancora traballa. Finale al cardiopalmo, finale del primo tempo a Carlino. 2 minuti di recupero segnalati dal signor Greco, quindi 2 minuti di recupero, si avanzerà fino al 47esimo e questa è un'informazione anche per Emanuele in regia in Galleria Antivaria Udine, al quale darò la linea alla termine della prima frazione di gioco per il break pubblicitario. Piscopo spedisce il pallone in avanti, prova a intervenire Lenardi, ma è chiaro che 1 contro 2 se non contro 3 Lenardi poco può per dar fastidio alla retroguardia degli Orange di casa. Kodomaz. Ancora avanza il Charlins, sempre il numero 2. Non si passa da quella parte perché Missio, seguendo a Campola, Missio si è spostato sulla sinistra. Sta quasi per scadere il primo minuto di recupero, primo dei 2 minuti di recupero con cui si concluderà il primo tempo, e infatti Clemente adesso se la prende comodissima per cercare di mangiare quanti più secondi può sul cronometro. Sarebbe importante per il Lumignacco andare all'intervallo ancora sul punteggio di 0-0 senza nulla rischiare, per poi coordinarsi meglio sfruttando i 15 minuti di pausa. Zanon entra in contatto con Godeas, perché però era più fallo secondo me quello di prima tattico non chiamato per fermare Di Garzitto piuttosto che quello. Zanon è salito in cielo, c'è stato il contatto, ma secondo me non hanno rilevato un'azione palesemente da ammonizione da parte del difensore centrale. Godeas comunque si è preso il fallo. Dimmi tu come la vedi. Ma sono d'accordo con te.
e adesso Godia sta un po', forse un pochino esagerando, insomma è chiaro il colpo magari ci sarà stato, ma Zanon direi che è un giocatore corretto e sinceramente non ho ravvisato tutta questa crudeltà nell'intervento del difensore di casa, per cui mi sembra un po' esagerata la decisione dell'arbitro. Del Mestre sale a recuperare il pallone in presa alta. Sono scaduti 2 minuti di recupero, per cui attendiamo solo il fischio del signor Greco a chiamare la fine del primo tempo. C'è ancora però spazio per Osso Almellino che è in area di rigore, le sue finte. Osso va al cross, libera ancora il Lumignacco. Resta pressione però il Charlie Smuzzane con Piccolotto. Ancora il lancio verso Osso Almellino, ma capisce tutto Garzitto che alza un campanile sul quale il signor Greco chiama la fine del primo tempo. Charlis Muzzani in 11 contro 10 dal 20°, ma ancora la difesa del Lumignacco tiene il flash di Roberto Zanetti prima dell'intervallo. Sì, nulla da segnalare fino al 20° circa, quando è stato espulso Govadia. Da lì il Chiarlins ha preso in mano la partita creando diverse occasioni, 2 pali, un paio di parate di Clemente, quindi insomma il vantaggio dei padroni di casa ci stava ampiamente. Lumignacco abbastanza assente in fase offensiva, se si eccettua un'occasione peraltro viziata da fuorigioco, quindi direi che alla formazione ospite per il momento sta andando abbastanza bene. Grazie a Roberto Zanetti. Linea a Emanuele a Galleria Antivaria Udine per il break pubblicitario. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto per i commenti della pausa. Siamo nell'intervallo tra Charles Muzzane e Lumignacco, 0-0 fine primo tempo. Lumignacco però in 10 per l'espulsione di Guovadia al 20°. Il presidente del Lumignacco Zanello, presidente, che tipo di primo tempo ha visto, soprattutto prima dell'espulsione e dopo l'espulsione? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Diciamo che poi l'espulsione ha un po' determinato, no, ovvero il cambiamento anche tattico, no, ovvero dello svolgimento della partita. Prima dell'espulsione sicuramente entrambe le formazioni avevano, diciamo, condotto un gioco a centrocampo abbastanza sterile, pochi tiri in porta, hanno prevalso le difese. Successivamente, voglio dire, questa cosa qua ha determinato decisamente un cambiamento a favore del Charlis Muzzane, no? Che ripetutamente è andato vicino alla realizzazione, no? Al gol, no? Insomma, per cui questo è ovvio. Certo è che forse sarà un momentino da rivedere questo episodio, anche per capire se effettivamente era meritorio il rosso diretto oppure se magari bastava forse un cartellino giallo sull'espulsione. Sì, su questo episodio. Ecco. Presidente, glielo dico io così non la metto in difficoltà, secondo me bastava forse il cartellino giallo e basta, per cui comunque. Comunque sono decisioni dell'arbitro e noi credo che sia giusto rispettare, voglio dire, anche l'operato dell'arbitro. No? Sì, anche perché comunque sono 2 squadre tra le migliori dell'eccellenza, sarebbe anche bello vedere una partita equilibrata. Presidente, parlando del Lumignacco, che tipo di ambizioni avete quest'anno? Perché la campagna acquisti è stata importante, un nome come Zoratti in panchina è certamente un nome importante, quali sono le vostre aspettative? Beh, noi non ci siamo mai nascosti, vogliamo fare un campionato di vertice, voglio dire, no? Vogliamo tentare, no, vero, di ben figurare, no, nelle prime 2 o 3 posizioni del campionato. È ovvio che poi, voglio dire, ci sono anche gli avversari. È un campionato decisamente competitivo, tanto è vero che quest'anno ci sono più formazioni che possono ambire, diciamo, a una condotta in testa alla classifica o comunque nei primi posti della classifica. È bello vedere, insomma, che c'è un'altra competizione, anche perché poi la competizione è voglio dire, il sale dello sport, ecco, voglio dire, e anche del calcio, è ovvio. Avete scelto comunque un nome come Godeas, sarebbe bello capire, al di là dell'aspetto economico, con come lo avete convinto, cioè con quali argomentazioni, perché uno come lui a Lumignacco è veramente un fenomeno. Beh, insomma, voglio dire, credo che le argomentazioni economiche siano all'ultimo posto della scelta di Godeas e anche del Lumignacco. Il signor Godeas aveva manifestato, voglio dire, l'intenzione di venire ad allenarsi da noi, di provare ancora un anno o 2, questo non lo so, sono decisioni che sicuramente prenderà lui. Ha visto che comunque l'ambiente era un ambiente buono, ha visto anche che la società è una società che cerca di fare le cose per bene, si cerca quantomeno, è ovvio,
E, insomma, credo che ci siano stati, diciamo, alla base della scelta reciproca, credo che siano stati altri presupposti, insomma, di poter fare bene, ecco, diciamo, di un progetto nel quale si possa ben figurare, ecco, all'interno di una classifica di eccellenza, che è una classifica del tutto rispetto nel panorama calcistico. Ecco. Assolutamente sì, Presidente. È chiaro che tutti gli addetti ai lavori, ma anche gli appassionati, dicono Lumignacco è da un po' che tenta di andare su. Quest'anno forse può essere l'anno buono, però lei mi conferma che comunque le vostre ambizioni sono solo quelle di fare bene, poi No, quello che viene bene. noi chiaramente vorremmo giocarcela, è ovvio, ma è chiaro che poi ci sono anche gli avversari, quelli di oggi per esempio sono tosti, ecco. Questo è il concetto. Presidente, un'ultima curiosità più che una domanda. Lumignacco all'interno del territorio, lì voi state costruendo anche qualcosa che non è solo prima squadra, ma anche state provando a fare qualcosa a livello giovanile, come si sviluppa? Guardi, noi abbiamo praticamente una squadra di juniores, no? E la nostra squadra di juniores tra l'altro quest'anno in testa, sono già diversi anni che la nostra squadra di juniores, no, sta ben figurando nel campionato, no, è vero, diciamo, sì, regionale. È chiaro che ci sono aperti dei colloqui con altre forze, no, è vero, del comune e fuori, per cercare di trovare, come posso dire, no, è vero, non parliamo magari di fusioni, no, ma magari delle collaborazioni, no, che possano portare a fare dei settori giovanili che dovrebbero cercare poi di supportare ovviamente, no, l'attività, sì, il campionato di eccellenza piuttosto che di prima, piuttosto che di promozione. Chiaro che poi i colloqui si fanno, i progetti sono a medio termine, perché poi le scelte sono strategiche anche per gli altri club che magari ci stanno vicino, per cui non è così semplice, no, scardinare delle situazioni che magari per anni, no, è vero, hanno continuato a viaggiare ognuno per il proprio conto, diciamo. Presidente, la ringrazio per la disponibilità, so che c'è un secondo tempo da vivere, le squadre stanno entrando nei spogliatoi, in bocca al lupo. La ringrazio, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. E grazie al Presidente Zanello per questa attività e ringraziamo anche il Mister per il caffettino. Mister Vidis, che mi piace che è rilassato oggi, questi sabati fanno bene anche al Mister. Sì, esatto. Senza zucchero, Mister, grazie. Vabbè, mentre Francesco Tonizzo si concede questo caffè, gli rubiamo il mestiere. Abbiamo qui al nostro fianco Carlo Vidi, mister del Pozzuolo, che domani sarà atteso ad un match particolarmente impegnativo in quel di Butrio. 30 secondi velocemente, che il secondo tempo sta per cominciare. Niente, sarà una partita un po' difficile, siamo tutti e due indietro con il punteggio e domani ci giocheremo l'anima per portare a casa un risultato positivo. Pozzuolo, l'ambizione è quella di salire? Pozzuolo ha l'ambizione di crescere e di centrare perlomeno i play-off. Grazie a Carlo Vidi, sintetico come gli avevamo chiesto, perfetto. Restituisco microfono a Francesco Tonizzo perché sta per cominciare il secondo tempo. Grazie Roberto, grazie anche al Mister Vidi anche per il caffè. È bello, calcio dilettanti è bello anche per questo. Non vedo sostituzioni all'inizio del secondo tempo. E parte in questo istante il secondo tempo con il Lumignacco in inferiorità numerica. Abbiamo detto espulsione di Guobadia al 20° del primo tempo. Un Cedis Muzzane che ha provato di tutto per provare a scardinare la retroguardia del Lumignacco. Adesso ci prova Armellino dal limite dell'area, e il suo sinistro è sempre di grande pericolosità. Vediamo anche i risultati. Importante Arisano 0-2. I risultati degli altri campi. Arisano, Risanese Santa Maria è 0-2. Possiamo dare anche i marcatori se vuoi. Dimmeli Roberto i marcatori. I marcatori sono Santarelli, ricordiamo portiere poi trasformatosi in attaccante, e Nin su rigore. Quindi Santa Maria che vince Arisano per adesso è una delle sorprese più grandi di questa mia stagione.
E vi do anche il risultato di Cordovado, dove la SPAL e il Cammino al termine del primo tempo sono sullo 0-0, mentre a Casarsa pareggio al 45esimo tra Casarsa e Torre, segnato dal Cin, e poi ha pareggiato il Torre. Quindi complimenti a tutti quelli che stanno giocando. Seguiremo passo passo. Occhio a Fabbro al limite dell'area, prova a recuperare un pallone, interviene anche Armellino, ma Motta in palleggio di tecnica riesce a far uscire il Lumignacco. Missio, Garzitto sterza, cambia gioco, cercare Godias, pallone però troppo su Candussio che interviene. Migliolini, avanza il Charlie Smuzzane, bel tocco di Accampola con Fabbro che però non controlla, chiede scusa anche Fabbro, anzi più che scusa voleva avere il possesso di palla sulla rimessa. La terna arbitrale però concede la boccia al Lumignacco. Siamo già al secondo minuto del secondo tempo e qui è un fallo di Accampola ai danni di Motta in fase di disimpegno. Abbiamo parlato nell'intervallo con il presidente del Lumignacco Zanello che più che altro Roby, il presidente, ha detto sì, no, nessun grande acquisto, ma voglia di fare bene, e se capita l'opportunità Lumignacco c'è, però è chiaro che il palco contendenti, soprattutto questo Cianis Muzzane, è un'avversaria durissima da battere in ottica promozione. Allora, io non ho sentito che cosa ha detto Zanello ai tuoi microfoni, sicuramente delle cose interessanti. Chiaro che va su una, sto dicendo delle banalità, poi l'altra si può giocare il playoff come il Tor Viscosa l'anno scorso e lo stesso Chiarlins 2 anni fa, però il Lumignacco non fa una squadra di questo tipo se non vuole, chiaramente, se non punta chiaramente alla promozione. Poi è ovvio che ci sono anche gli avversari e questo Chiarlins sicuramente è il più temibile, in attesa di vedere se il Chions durerà, no? Ancora auguriamo, ovviamente, non stiamo guffando, ma è una domanda plausibile che ci stiamo facendo, per cui io dico non si fa una squadra di questo tipo con giocatori come Tano e Godias se non si vuole andare in Serie D. Accampola perde un'occasione. Ecco, posso dirti che stasera secondo me sta mancando un po' Accampola, perché con un 11 contro 10 sì, gli manca il gol a Accampola. Ancora Osso allunga verso Migliolini, passaggio sbagliato, però Osso sì. Tanto ringraziamo in diretta anche i responsabili dello stadio della Ricca di Carlino che ci hanno messo a disposizione, ci hanno permesso anche di agganciarci alla corrente elettrica con un artificio. Grazie mille, ci dà la possibilità di proseguire senza troppi fastidi. La passione di tutti coloro che operano anche a collaborare con la società. Attenzione, Cianis Muzzane, Fabbro a colpo sicuro, ancora Piscopo al quinto del primo tempo, del secondo tempo, il muro di Piscopo. Dicevamo, ho ringraziato anche l'eletto al campo del Cianis Muzzane perché ci ha messo a disposizione anche la corrente elettrica. Sono tutti proiettati per permetterci di fare bene il nostro lavoro e di godersi di una partita eccezionale, e io ringrazio tutti i volontari, tutti coloro che con passione vivono la domenica e non solo del calcio dilettanti. Sabato e anche il mercoledì quando c'è la Coppa. Io dico ormai se siamo entrati in questa, chiamiamola così, nuova dimensione, era mediatica, esatto. Il fatto stesso che ci siano comunque anche sabato eravamo a Pradamano per Union Serenissima, e c'era Onde Furlane, c'era Telefriuli, c'era Udinese TV, e quindi voglio dire sì, per una copertura di una partita che con tutto il rispetto era di prima categoria, non nel finale playoff per la promozione in Serie D, detto col massimo rispetto si intende, quindi è anche giusto che le società mettano comunque a disposizione per noi che siamo, chiamiamoci, operatori dell'informazione. Vediamo questa azione, vedi, ci è mancato poco, se la palla da Missio fosse arrivata sui piedi di Godias probabilmente staremo qui a scrivere Chiarlins 0, Lumignacco 1, però siamo ancora sullo 0-0. No, dicevo che appunto mi sembra giusto che le società che hanno comunque i loro
grossi problemi a far quadrare bilanci, a organizzare, a trovare anche dirigenti all'altezza, perché questa è forse una pecca, perché vediamo dopo tanti anni in tante realtà quasi sempre gli stessi dirigenti che vedevamo 30 anni fa, quindi insomma da questo punto di vista bisogna migliorare, però anche le società devono imparare che la comunicazione è importante, quindi almeno un minimo, almeno una sedia, un tavolino, almeno la corrente elettrica, secondo me è chiaro che non c'è uno spiegamento di forze per ogni partita, però almeno per le partite più importanti un minimo di accoglienza ci vuole. E soprattutto aggiungo io per le squadre, soprattutto a maggior ragione per le squadre che hanno ambizioni come Cedis Buzzane. Difatti sempre perfetta la società del presidente Zanutta, che cura molto anche la fase di formazione. So che molto attivi anche sui social network, anche a livello di comunicati stampa per gli Orange, con il presidente Zanutta, che ha inaugurato il centro di vendita a Padova, mi pare, qualche giorno fa, essendo anche sponsor del Padova. Esatto, è anche sponsor. Io credo, insomma, dico una banalità, ma credo che a tutte, vediamo intanto questa azione di Acampora, no, lasciamo perdere, no, sia interesse di tutti far sapere che cosa fa la propria società, di cosa si occupa, in cosa cresce, in cosa migliora. Io so che ci sono delle società che fanno delle presentazioni a inizio campionato per loro stessi, le fanno internos in Camera Caritas, ma che senso ha? È giusto chiaramente tra vecchi e nuovi fare la conoscenza, no? Una prima presa di contatto ci sta, è normale, succede in tutti i gruppi, in tutte le situazioni, in tutte le ditte, non solo le squadre, però se tu non rendi partecipe, no, gli altri, o non fai sapere all'opinione pubblica di cosa ti stai occupando, quali sono i tuoi obiettivi, quali sono le tue prospettive per la stagione, secondo me rimane un circolo chiuso fine a se stesso, per cui direi chiaro che noi non possiamo essere presenti su tutto il territorio, però insomma se vedessimo gli inviti arrivare probabilmente sarebbe anche meglio. Alcune società lo fanno già in maniera sistematica, se lo facessero un po' di più tante altre forse sarebbe meglio. Nel frattempo, mentre io condivido al 200% quello che ha appena detto Roberto Zanitti, Lumignaco prova ad uscire dalla fase difensiva. In precedenza il tiro sinistro di Osso Armellino abbondantemente fuori misura. Ancora Lumignaco con Lenardi in attacco, fasi poco limpide di gioco. Prova Codromaz a subire un altro fallo, e questo potrebbe essere a rigor di regolamento un altro cartellino giallo che però il signor Greco non sventola. Dicevo che è un Charlis Muzzane che credo che in fase offensiva potrebbe fare molto di più di quello che sta facendo adesso. È vero che ha preso due traverse nel finale del due pali nel finale del primo tempo, però in 11 contro 10 da una squadra che ha a Campola Armellino, Fabbro, Migliorini e compagnia e Nastri in mezzo al campo, ti aspetteresti qualcosa di più. Va detto però che il Lumignaco si sta difendendo con grandissimo ordine. Se ti ricordi c'eravamo anche a Tor Viscosa, è rimasto comunque in 10 uomini il Lumignaco, si è messo 5-3-1 con Godeas davanti e ha limitato proprio, fra l'altro per il Tor Viscosa c'è Nicola Carpin, qui il mister oggi a visionare che non si sa mai, e quindi insomma ha già dimostrato ampiamente il Lumignaco, che ha comunque 5-6 uomini di grande esperienza, Piscopo, Pratolino, Cremente, Motta, Godeas, tanto per citarli così alla rinfusa, ha già dimostrato di saper gestire ampiamente questo tipo di situazioni. È proprio Motta che però sbaglia il lancio a caccia di Missio, mentre Vittore ha mandato a scaldare praticamente tutta la panchina. Zoratti, vedo Tano è in fase... No, è seduto, Tano è seduto. È ancora seduto. Attenzione al Lumignaco, Godeas in area di rigore. È eccellente il movimento difensivo di eccellente il movimento difensivo di Zanon, che si frapone tra l'attaccante e del Mestre, consentendo al portierone del Charlis Muzzane di entrare in possesso di palla. D'altronde ci sono giocatori qui che tranquillamente farebbero domani la Serie D almeno, perché sono squadre di grande esperienza. Fabbro in area di rigore al cross. Secondo me ha avuto fretta Fabbro, perché se avesse temporeggiato un po' di più per guardare in aria avrebbe dovuto crossare per se stesso, visto che non c'era nessuno, che non ha seguito nessuno, per cui insomma Clemente è stato ampiamente agevolato in questa parata.
Io ho detto poco fa che manca un po' lo spunto di Accampola, però il consiglio mio è quello di non fidarsi di Accampola, perché è capace di accendersi nel giro di un nanosecondo, tocca un pallone e fa gol. Non dimentichiamo che verso la fine del primo tempo Accampola è arrivato solo davanti a Clemente, quindi lì è esclusivamente del merito suo, se non è merito anche di Clemente ovviamente, ma insomma sull'uno contro uno io credo che sia avvantaggiato sempre l'attaccante, come un rigore in movimento, poi da posizione anche abbastanza, non dico semplice, ma abbastanza agevole per poter battere rete. Quindi la sua occasione l'ha avuta, oltre al grande movimento che sta facendo, quindi probabilmente sarà una questione forse anche di sbloccarsi, visto che non è ancora andato a segno in questo avvio di stagione. Terzo gol del Santa Maria a Risano, per cui Risanese 0, Santa Maria 3, questa è una discreta sorpresa, anche se comunque Santa Maria non è l'ultima squadra di quelle arrivate in prima. Alto Vicentino 2, Belluno 1, e il Sud Tirol sta vincendo 3-1 sul Pordenone, ha segnato anche Obodo, e quindi momento complicato, mettiamola così, per il Pordenone, che dopo il pareggio da Cambolesco per 3-3 con il Sant'Arcangelo nel turno precedente, la sconfitta con tanto di eliminazione in Coppa Italia martedì al Bottecchia per mano del Sud Tirol, a Tirol, e adesso manca pochi minuti alla fine, sta perdendo anche in campionato, per cui momento delicato. Io credo che solo mantenendo la serenità e consentendo al mister Tedino di lavorare in profondità si possa uscire da questo momento, a patto e ammesso e non concesso che sia un momento delicato, insomma, perché può capitare, sei in Lega Pro, non è che sei in prima categoria. Certamente, poi insomma il Pordenone rimane comunque, c'è una discreta mucchiata in cima alla classifica, quindi insomma il cammino è ancora lungo, però è chiaro che questo è l'anno più difficile per il Pordenone, perché dopo aver sbagliato completamente il primo anno ed essere risaliti pagando, come si sa, l'anno scorso è arrivato a un soffio dalla promozione, diciamo così, e quest'anno appunto era atteso alla confermarsi, è sempre più difficile che arrivare di solito. Sostituzione per il Charlins, è uscito Kodromaz, che dopo i tanti contatti subiti nel primo tempo non è in eccellenti condizioni fisiche, è entrato al suo posto Peressini con il numero 13, quindi nulla cambia nello schieramento tattico di Vittore. Siamo arrivati con i nostri cronometri al 14° del secondo tempo. Catania perde palla con l'efficace intervento di Migliorini che lancia Fabro riesce a sfuggire a Piscopo, però poi si porta il pallone, secondo me poteva lasciarla perché l'ultimo a toccare era stato Fabro, per cui Pratolino ha regalato la rimessa laterale al Charlis Muzzane, forse non accorgendosi del fatto che l'ultimo a toccare era stato Fabro. Il penultimo a toccare era stato Fabro, e rimessa laterale per gli Orange del presidente Zanutta, che salgono a pieno organico. Ricordiamo che il Charlis Muzzane sta giocando 11 contro 10 per l'espulsione di Guadia al 20° del primo tempo, rosso diretto per proteste e per atteggiamento di scherno da parte dell'esterno sinistro del Lumignacco nei confronti del signor Greco, che non ha gradito gli applausi ironici che Guadia gli ha indirizzato in occasione di un fallo ai danni di Kodromaz. Calcio d'angolo, attenzione che c'è da sistemare un po' e da gestire un po' meglio i rapporti interpersonali tra giocatori in mezzo all'area. La birra la beviamo nel post partita o la giochiamo, perché troppi abbracci e troppo affetto non è gradito dal signor Greco. Calcio d'angolo, si parla che spiova in aria, Zanon è andato al colpo di testa, però oltre al colpo di testa Zanon ha commesso anche fallo in attacco e quindi rovinando addosso al difensore ai difensori del Lumignacco, ne ha battuti almeno un paio. Si riprenderà con un calcio di punizione affidato a Raffaele Clemente. Le altre partite dell'eccellenza si giocano domani in questa settima di andata. Sono Chions contro Torviscosa, altra partitina di quelle da seguire col cerchietto rosso, Fontanafredda Vesna, Itala San Marco Gemonese, Crash Repen contro Manzanese, Tolmezzo contro Union Pasiano, Tricesimo contro San Luigi e Virtus Corno contro Lignano.
una classifica che vede il Lignano ultimo in graduatoria con 2 punti, sopravanzato dalla Manzanese che nel turno precedente ha ottenuto il primo successo in campionato. Provato Armellino ad andare via con un tunnel che però non è stato gradito dai difensori che lo hanno abbattuto. Charles Buzzane è davanti a tutti con 16 punti, Chions in graduatoria occupa la seconda posizione a quota 14, dietro a quota 11 Lumignacco e Fontanafredda, mentre Cras Reppen e Tricesimo hanno 10 punti. Se così finisse la partita, il Charles Buzzane andrebbe a 17 punti e domani, in caso di vittoria contro Torviscosa, il Chions potrebbe riagganciare gli Orange di Vittore, però manca ancora quasi tutto il secondo tempo e Charles Buzzane è in pressione a caccia del gol di vantaggio. Nastri sulla destra per Osso che va al cross ed è il gol di Candusio che incrocia la traiettoria, ha tagliato davanti ai difensori Candusio. Al 17esimo del secondo tempo, cross dalla destra, Candusio taglia davanti ai difensori indisturbato. Ci ha provato sul cross di Osso Armellino, ci ha provato Clemente che però aveva quasi messo la pezza decisiva, ma la violenza del colpo di testa della frustata di testa di Candusio era tale che il pallone è comunque entrato oltre la linea di porta, per cui cambia il risultato a Carlino. Il Charles Buzzane passa in vantaggio sul Lumignacco. Stavo dicendo adesso, se finisce così domani il Chions avrebbe l'opportunità di tornare di agganciare di nuovo la vetta. 10 secondi dopo gol del Charles Buzzane. È bello fare telecronisti perché si è smentiti nel giro di 10 secondi, però se così non fosse staremmo zitti e lasceremo parlare solo le immagini, magari qualcuno a casa apprezza anche. E tra l'altro devo fare i complimenti a Roberto Zanitti perché è riuscito a immortalare quasi con uno smartphone il colpo di testa di Candusio, per cui su Friuli Gol stasera vedremo questa istantanea meglio di tante televisioni in diretta. Ti ringrazio, un colpo di fortuna clamoroso, l'ho messa lì, tanto, anche perché poi mi avete dovuto spiegare voi il gol, che io ero talmente preso a fare la foto che non sono riuscito a vedere. Comunque è stato Candusio, è confermato, uno che fra l'altro non è che segni molto, non mi pare, quindi anche oggi avremo materiale. L'altra volta Zanon, stavolta Candusio, vedi, le armi a disposizione di Vittore sono infinite. Alto cross sul quale interviene Piscopo, mentre in promozione Zaule e Costa Lunga sono sul 5-0. Ed è finale a Bolzano con il Südtirol che ha battuto il Pordenone per 3-1. Questo è finale, la partita è iniziata alle 14:30, quindi sconfitta la formazione nero-verde del mister Tedino. Ovviamente vi rimando, per quanto riguarda Udinese TV, alla trasmissione Sport Life speciale Ramarri che va in onda il mercoledì pomeriggio alle 17:45. Per uno che ha la mia R Moscia, lo speciale Ramarri è sempre un titolo complicato da esprimere. Ancora Czarlinski adesso sta decuplicando le energie dopo il gol di vantaggio a caccia della segnatura che metterebbe in ghiaccio la partita. A Campola entra in area di rigore, a Campola un'occhiata al centro, scodella un interessante cross sul quale però non riescono a intervenire i suoi compagni in avanti. Resta in pressione Charles Buzzane con Piccolotto, Fabro si gira e ancora Clemente, vola alla sua sinistra Raffaele Clemente, che secondo me fino a questo punto merita ampiamente il ruolo di migliore in campo. Raffaele Clemente, al pari io metterei un nome che forse non è così evidente ai più, però metterei anche Nastri, perché in mezzo al campo dal lavoro, dall'intensità e dalle geometrie del numero 4 il Charles Buzzane si garantisce buona parte del suo
delle sue opportunità offensive, per cui fino a questo punto, se dovessi segnalare due di loro, metterei Clemente da una parte e Nastri dall'altra, a prescindere dal colpo di testa di Candussio, che non ha regalato una mezzo centimetro agli attaccanti del Lumignaco, segnando anche gol. Quindi queste sono le mie due nomination. Vedo che Roberto Zanetti approva la mia scelta, vedremo un po'. Come disse quel vecchio difensore, sono completamente d'accordo, a metà con te. Eccolo ancora il Charlie Smuzzani, ancora Campola, che adesso si vede un po' più protagonista. Migliorini subisce il fallo di Martincic, e quindi calcio di punizione per gli Orange, quando siamo arrivati al 22esimo del secondo tempo. 1-0 per il Charlie Smuzzane. E la curiosità adesso è quella di vedere Tano in campo siamo al 23esimo del primo tempo. La curiosità è quella di vedere Tano adesso, che è entrato in questo istante al posto di Simone Motta. Tano che non può essere in grandissime condizioni fisiche, anche perché ha solo qualche allenamento nelle gambe dopo la forzata assenza per motivi medici. Bello il palleggio di Migliorini, poi il tiro dopo lo stop a seguire, destro però che non crea problemi a un Clemente in giornata di grazia questa sera. Solo un colpo di testa, colpo sicuro di Candussio lo ha trafitto, dopo che Clemente aveva e ha continuato poi anche dopo il gol subito a mettere in atto miracoli su miracoli. E adesso vediamo come si sviluppa, perché Tano è andato a fare coppia davanti con Godeas ed è arretrato Lenardi sulla linea dei centrocampisti. Da vedere, gioca tutto per tutto Zoratti, perché adesso gioca praticamente con 2 punte, pur essendo in meno, e vedremo se questa, anche a livello psicologico, se l'entrata di Tano consiglierà, diciamo così, al Chiarlì sull'atteggiamento più prudente anche in considerazione del vantaggio, oppure se la squadra di Vittore continuerà a macinare gioco come ha fatto fino adesso, rischiando però le volate del giocatore, che comunque dobbiamo verificare se è al massimo della condizione. Qua c'è un fallo da cartellino e infatti giustamente Catania viene sanzionato. Cartellino giallo per Catania, che ha strattonato la maglietta di Osso Armellino. Siamo arrivati al minuto numero 24. È interessante quello che faceva notare Roberto Zanetti, cioè il segnale che il mister Zoratti dà alla sua squadra. Toglie un centrocampista che stava lavorando come mediano di copertura, come Motta, che in questa partita si stava impegnando in quel ruolo, e mette dentro un attaccante puro come Tano a caccia del gol. È anche un segnale, oltre che tecnico, soprattutto psicologico. Vedremo se Tano, che è stato protagonista di tutti i gol del Lumignaco nelle prime 3 partite, poi anche stasera riuscirà a regalarsi emozioni. La punizione di Armellino. Clemente, per evitare guai, accompagna il pallone in calcio d'angolo, anche se secondo me la palla sarebbe uscita in ogni caso. Calcio d'angolo per il Charlie Smuzzane, sempre Osso Armellino sul pallone. Altro cambio, esce Lenardi per il Lumignaco ed entra no, scusate, chi è Puntar questo? A giudicare sì, è Puntar il numero, no, è Zuliani numero 15 di Lenardi, è entrato al posto di Lenardi. Calcio d'angolo pericoloso, Catania prova a sbrogliare la situazione, ma Migliorini è dovunque. Anche Migliorini ha giocato una partita di grandissima intensità. Catania manda via il pallone, che si è sgonfiato, per cui bisogna sostituire il pallone, perché quello di prima era sgonfiato. Rimessa laterale, se ne incarica Martincic. Godeas protegge la palla, ma interviene
Ancora Piccolotto, il lancio di Migliorini verso Osso che stava tagliando dal lato debole. Pallone fuori misura, però con queste incursioni a sfruttare gli spazi Charlie Smuzzane sa essere pericolosissimo. L'invio da fondo campo di Raffaele Clemente, direttamente nella zona di Godeas, sul quale svetta di testa Candussio, insiste il Lumignacco. E attenzione a Godia, il risultato è importante. In mezz'ora la Fulgor ha già segnato 4 gol. 4-0, sì, almeno qua dice il mio sito di Friuli Gol. 4-0, mentre confermo lo 0-3 clamoroso, discretamente clamoroso direi, del Santa Maria Arisano, mentre Union Martignacco e Diana nell'altro derby sentito fra due realtà distanti pochissimi chilometri, ed è ancora 0-0 alla mezz'ora, ricordiamo. Catania resta in pressione Lumignacco, Martincic centralmente verso Zulian, Godeas al limite dell'area, fa filtrare un pallone sul quale però interviene ancora la difesa del Charlie Smuzzane con Rover e poi aggancia Osso, fa volare Migliorini. Migliorini si impegna ma commette fallo in attacco ai danni di Martincic. Comunque vada a finire fino a questo punto, grandi complimenti per la retroguardia del Lumignacco. Siamo al 27esimo, quasi 28esimo del secondo tempo e 1-0 per il Charlie Smuzzane, gol di Candussio che ha bilanciato l'equilibrio. Catania adesso però tanto Lumignacco in campo, sta facendo gioco la squadra di Zoratti, pur con l'uomo in meno. Il Charlie sbada a difendersi per poi tentare le ripartenze. Zuliani, Tano entra in possesso di palla il giocatore ghanese, raddoppiato, non gli lascia spazio Rover. Rimessa laterale per il Lumignacco, se ne incarica Martincic quando siamo arrivati ormai quasi alla mezz'ora di gioco. Ancora Catania, Zuliani chiama palla a Tano, ma Zuliani va al cross, Martincic sempre verso Tano, anticipato, e questo è fallo in attacco da parte di Aziantano. Quello che diceva Roberto Zanetti poco fa però si è avverato, perché la mossa di Zoratti di piazzare Tano davanti assieme a Godeas consiglia il Charlie Smuzzane a mantenere molto bassa la difesa della retroguardia, con Candussio e Zanon che adesso difficilmente si spingono oltre la linea di metà campo. Martincic lotta 1 contro 2, guadagna il calcio di punizione sul quale sale Piscopo sul punto di battuta. Mezz'ora di gioco a Carlino, 1-0 per il Charlie Smuzzane, ma il Lumignacco è vivo e ci regala una partita tutta da seguire fino al fischio finale del signor Greco. Ancora Catania, Zuliani mantiene palla, fa possesso il Lumignacco. Martincic, 3 Fraiola e 1 Pezzo. Martincic perde palla mentre ci segnalano che mentre Piscopo anticipa Fabbro, ci segnalano che dei 4 gol nel poker della Fulgor c'è la tripletta personale di Fragliola. Io in settimana stavo anche scherzando sul fatto che sarebbe bello e interessante seguire il testa a testa, il duello in campo tra Fragliola da una parte e il centrocampista della Serenissima Gerli. Secondo me in due superano abbondantemente il secolo. 49 no, abbondantemente no. 49 più 30, Fragliola è un 79, 49 più 37. 86 in due. Ci mettiamo anche Eli in mezzo, così sono 127, va bene? Così abbiamo superato il secolo. Comunque complimenti a tutti questi giocatori per l'entusiasmo, soprattutto perché al di là del talento, al di là della capacità, del fisico e di tutto, è l'entusiasmo di andare ogni giorno ad allenarsi, ogni domenica in campo, meraviglioso e clamoroso, per cui complimenti. Sì, come sempre questa considerazione, che io comunque avallo, ovviamente presenta un doppio
una doppia valutazione, no? Se vogliamo, perché da un lato fa piacere che ci siano ancora dei giocatori che abbiano ancora la voglia e il desiderio di fare la borsa e di andare ad allenarsi a giocare, però questo testimonia anche che magari dai settori giovanili non escono forse tutti questi giocatori in grado di subentrare. È chiaro che se uno ha 50 anni, 49 e ancora voglia di giocare, non è che glielo puoi proibire, no? Però magari sarebbe opportuno, caso Gerli a parte, che è un caso unico credo, non so se vorrà battere Sir Stanley Matthews alla fine, ma dico che caso Gerli a parte sarebbe opportuno che magari a una certa età l'Italia, che è un paese per vecchi, anche calciatori, lasciasse spazio anche ai più giovani. A proposito di giovani, consente, aspetta che vediamo che finisce questa azione con i migliorini. Clemente lo vedo un po', vediamo Fabbro che viene però preceduto dalla difesa del Lumignacco. A proposito di giovani, volevo segnalarti, visto che spaziamo ormai a 360 gradi, una parentesi sul calcio femminile. In settimana non so se avete seguito, se avete avuto la notizia dei 4 gol realizzati dalla punta del Tavagnacco Sofia Del Stabile, che è residente qui, originaria di Villa Vicentina, provincia di Cervignano, nelle qualificazioni europee con la nazionale Under 19 in Macedonia. Nella partita con il Galles Sofia ha segnato 4 reti, quindi insomma questo è un bel biglietto da visita a livello azzurro per lei, che già in Serie A è già al terzo campionato e ha segnato 2 gol, ricordiamo il primo anno, 9 il secondo e nessuno ancora quest'anno, ma avendo giocato una sola partita insomma avrà tempo per aggiornare il suo tabellino e andare in doppia cifra, come lei mi ha detto nell'intervista uscita su Friuli Gol in settimana. Sarà contento il sindaco Savino di Cervignano, che ha anticipato la UTI dicendo Villa Vicentina, provincia di Cervignano, hai anticipato di qualche mese. Complimenti a Sofia. Occhio a Tano, ha battuto, guadagna il calcio di punizione sulla tre quarti. Siamo arrivati al 33esimo del secondo tempo. Lumignacco che si riversa tutto organico a calcio del paneggio, mentre la Serenissima ha segnato il gol della bandiera con segnato Lazzaro nel 4-1 a questo punto. Ricordiamo nel poker della Fulgo ci sono 3 gol di Fragliola. Martincic va lui al calcio di punizione, limite dell'area, libera la difesa della retroguardia del Ciarlisca, adesso scatena tutti i cavalli del proprio motore in contropiede. Osso prova ad allungare dall'altra parte dove sopraggiunge Fabbro, ma è eccellente per scelta di tempo ancora Martincic, che si è fatto tutta la fascia in recupero difensivo e disinnesca il bomber Fabbro proiettato in azione offensiva. Vediamo anche qualche aggiornamento dagli altri campi. In Serie D Alto Vicentino Belluno sono sul 2-2, quindi ha pareggiato la formazione bellumese. Segnato Brotto al 79esimo. Eccolo ancora Campola. A Campola porta a spasso il pallone, arriva sulla tre quarti a Campola, gli si parla dinanzi Pratolino, costringe a rallentare a Campola, ne approfitta il Cianis Buzzane per avanzare col proprio baricentro. Questo è il lancio in avanti, sul quale però interviene Clemente. Siamo arrivati al 35esimo del secondo tempo, quindi 10 più recupero al termine. Fallo in attacco di Godeas, nel duello sempre molto fisico ma sostanzialmente corretto tra l'Ariete di Medea e Zanon. Armellino fa possesso palla, bravo, protegge Migliorini in palleggio, il lancio verso Fabbro che aggancia al limite dell'area. Fabbro si gira, si volta, ma Martincis lo costringe a girare al largo. Ancora Filippo Fabbro, protegge la palla, arriva anche a Campola nella zona delle operazioni. A Campola prova a liberarsi del difensore per andare al cross, scodella il pallone a centro area, viene trattenuto Piccolotto, il pallone carambola tranquillamente tra le mani di Clemente, che fa ripartire il Lumignacco. Sale Pratolino, centralmente per Tano. Tano prova a cambiare marcia, lo insegue Candussio. Tano
sfida Candussio all'1 contro 1, Candussio lo ferma e poi con la complessità di Rover riesce a liberare, quindi esce dalla fase difensiva Charlins, che le belle idee di Nastri che chiama in causa sul lato opposto Martincis, ma c'è un problema fisico per Migliorini che deve uscire stremato. Gianluca Migliorini esce sostituito da Nicola Battistini. Applausi per Migliorini da parte del pubblico del Della Ricca e direi che se li merita tutti perché ha fatto una partita di grande generosità, ha corso per 2, ha fatto da raccordo tra centrocampo e attacco, ha assicurato sempre presenza. Bravo Migliorini, va a godersi la doccia. Grande partita sia di Migliorini che di Nastri, direi, a centrocampo. Però sì, siamo ancora 1-0 e quindi... Intanto vedo il mister Vidi che è nervosissimo. Vidi è irrequieto, si avvicina alla partita col Butrio e lui comincia a sentirla e quindi è importante perché dicono sia a rischio. Sto scherzando, Presidente Thiong, non so se mi sta sentendo, ma insomma... Si stava segnalando anche la partita che sta facendo Nastri, perché giustamente complimenti per il numero 4. A Campola prova a mettere giù il pallone, ma interviene ancora la difesa del Lumignacco. Resta però in pressione la squadra di casa, sempre Nastri chiede il supporto dei suoi difensori. Candussio prolunga verso Del Mestre, c'è Tano che va a dare fastidio al portierone del Charlins Muzzane. Palla che arriva dalle parti di Missio, mentre intanto clamoroso a Godia, parziale, la Serenissima con una doppietta di Gabriele Miano ha accorciato fino sul 4-3, quindi alla fine del primo tempo, non ancora terminato, già 7 gol a Godia, Fulgor 4, Serenissima 3. Che bella partita deve essere anche quella di Godia, in meno di un tempo hanno già visto 7 gol. Block del Charlins Muzzane, questo è un fallo, probabilmente anche con la munizione, per forza. Per Martincic, che è un fallo tattico, ha fermato il contropiede del Charlins Muzzane. Non era ovviamente sua intenzione far male, ma è un fallo da ammonizione a termini di regolamento, quindi cartellino giallo al 38esimo per Martincic. E c'è un altro cambio per Vittore che richiama in panchina Osso Armellino. Anche per Alessandro Osso Armellino gli applausi del Della Ricca. Al suo posto molto rapidamente. Armellino esce dal campo e viene sostituito da Andrea Borsetta, almeno credo sia lui, fin tanto che non si gira. Sì, è lui, è Borsetta. Il calcio di punizione di Candussio, è entrato Borsetta al posto di Osso Armellino, quindi anche in questo caso nulla cambia a livello tattico. Pallone che direttamente carambola oltre la linea di fondo campo, si riprenderà con il rinvio da parte di Raffaele Clemente. Zuliani, c'è Battistini davanti a lui, ma poi anche Nastri prova a far ripartire Charlins Muzzane, lancia in avanti, pallone verso Borsetta che prova a mettersi subito in moto. È stato fallo in attacco di Borsetta ai danni che Borsetta è uno che entra sempre con lo spirito giusto, sia che giochi mezz'ora sia che giochi 5 minuti, mangia sempre l'erba, e attenzione che questo è un giocatore che potrebbe combinare qualcosa in queste restanti manciata di minuti che mancano alla fine. Io se fossi un allenatore vorrei essere al posto di Pino Vittore, perché poter mettere un giocatore come Borsetta in questa fase dell'incontro facendolo uscire dalla panchina deve essere un bel lusso per attenzione. Altro risultato abbastanza clamoroso al 42esimo del primo tempo a Martignacco. Il Diana è passato in vantaggio con Daudà che ha cominciato a segnare, aveva segnato già una doppietta se non sbaglio nella vittoria per 3-1 sul Teor, e ha segnato in questa sentitissima partita che il Diana sta per il momento vincendo a Martignacco 1-0. 1-0, quindi grazie a Roberto Zanitti anche per questo aggiornamento. Fabro protegge il pallone, fa viaggiare proprio Borsetta sulla destra, sterza Borsetta, poi rallenta, ma da quella parte lì c'è Pratolino e di conseguenza non si passa. Aggiornamenti, attenzione a Casarsa, attenzione, è passato in vantaggio il Torre, quindi Casarsa 1, Torre 2, abbiamo
siamo stati a Casarsa in settimana per fare un servizio sui giallo-verdi del mister Commisso. Secondo me non mi vorranno vedere, se finisce così non mi vorranno vedere per qualche mese, anche perché reduce dal 4-0 su Livignano nella partita precedente, un Casarsa lanciato all'inseguimento del Brian nel campionato di promozione Girone A. Adesso stanno perdendo per 1-2 in casa con il Torre. Ma è il bello della diretta, così. Posizione irregolare da parte degli avanti del Charlins. Attenzione che il tuo amico Sepulcri non sta passando un bel momento perché sta perdendo in casa 0-2 con il Ronchi. Promozione Girone B, Juventina 0, Ronchi 2. Mentre Zaule sta dilagando 6-0 sul Costalunga. Chi lo sente il mister Sepulcri stasera? Non lo so, se finisce così. Qui siamo arrivati al 42esimo. Una Juventina comunque protagonista di un bel inizio di campionato, 43esimo, un bel inizio di campionato della Juventina. Aveva cominciato non benissimo, no? Aveva cominciato non benissimo come sempre negli ultimi anni, poi si era ripresa molto molto bene. Oggi insomma un brutto incidente di percorso che però insomma nulla toglie, credo, alla qualità dell'organico della rosa e ai progetti della società di Sant'Andrea, insomma, ecco. A proposito, c'è da ricordare che il 12 novembre in anticipo ci sarà il derby Juventina-Gorizia, è un derby che sarà da seguire. Credo che la sensibilità di Udinese TV porterà le telecamere fino al confine con la Slovenia, all'Arena Bearzot. No, non è Arena Bearzot perché giocano sul campo della Juventina, quindi sul campo del Sant'Andrea, che fra l'altro mi dicono sta per ultimare la copertura, se non sbaglio, della tribuna. Molto bene. 2 minuti più recupero al termine dell'incontro qui al Della Ricca di Carlino per questo anticipo della settima giornata di andata del campionato di eccellenza 2016-2017. Il Charlis Mussane sta vincendo 1-0 sul Lumignacco, un Charlis Mussane che se così finisse la partita andrebbe a più 8 rispetto al Lumignacco, perché Charlis Mussane salirebbe a 19 punti, Lumignacco sarebbe fermo a 11. Io ho esordito dicendo che se il Charlis Mussane va a più 8 è una squadra talmente solida che faccio fatica a pensare chi possa recuperare questo gap con la vetta. Siamo solo alla settima di campionato, c'è anche la Coppa Italia da giocare, però sì, più 8 è lì un dato tutto da vedere. Italia al massimo sono 2 partite, la semifinale e la finale, non è che poi magari c'è la fase successiva, però a partire da febbraio, quindi insomma poi con la rosa a disposizione. Chiaro, se gli infortuni continueranno a accanirsi in dose industriale, è ovvio che magari qualche problema a lungo andare potrà sorgere, però insomma ritengo che il Chiarlin sia sufficientemente attrezzato per fare insomma per far fronte a tutti gli impegni su ambo i fronti. Certo che 8 punti a una squadra così sarà, insomma, almeno da parte del Lumignacco sarà difficile recuperarli. Rimessa laterale direttamente in area di rigore, il pallone che arriva in mano a Clemente. Io segnalo che la statistica è la quinta partita che facciamo in diretta da Carlino. Al momento sono 4 vittorie per il Charlis Mussane in attesa del risultato di questa. Per cui per la cabala i tifosi del Charlis Mussane sono invitati a fare gli scongiuri. Tano, mentre se ne va Claudio Rinaldi, lui ha già visto il finale di partita. Leggeremo domani sul Messaggero Veneto. A prendere posto al chiosco, sì. Leggeremo sul Messaggero Veneto di domani cosa Claudio Rinaldi avrà registrato nella partita di oggi pomeriggio, mentre leggeremo su Friuli Gol quello che scriverà Roberto Zanitti, che vedo che ha già riempito una discreta cartella sul suo PC aperto davanti a noi. Seguiamo però, mentre è già scaduto scade ora il 45esimo, seguiamo questa azione del Lumignacco con Marticic che si allunga il pallone, con Rover che lo spedisce nell'altra metà campo. Dall'altra parte Piscopo rimanda il pallone in avanti, ancora Marticic, occhio che sta arrivando anche Fabro, generosissimo pure in fase di copertura. Piscopo butta il pallone in mezzo, Godias la spizza verso Tano lo mette giù sui piedi di Zuliani attaccato da Battistini, mentre Catania
sbroglia la matassa e qui c'è una posizione irregolare da parte di Pratolino che si era sganciato in avanti. Io direi che in attesa del fischio finale potremmo già chiedere il commento conclusivo Avevamo già dato a Roberto Zanetti. Santa Maria 0-3. Sì, sì. Con doppietta di Nin e gol di Santarelli. Potremmo già chiedere il commento finale conclusivo a Roberto Zanetti. Io aspetterei un attimo perché sai, in queste partite con questi attori in campo non sai mai cosa può succedere. Se finisce così lo scrivo in rosso quel se, ma credo che ormai insomma difficilmente cambierà. Il Chiarlins ha ampiamente meritato di vincere questa partita, un gol forse anche troppo poco di differenza. E chiaramente c'è sempre questo grosso punto di domanda, insomma, che una squadra che gioca in 10 sicuramente non è favorita, poi ogni allenatore ha la sua teoria. Scoglio diceva, il compianto professore diceva addirittura che si giocava meglio in 9 contro 11, ma queste sono barzellette, insomma, ecco. Per cui direi che chiaramente è stata dal 20° in poi abbiamo visto un'altra partita. Il Chiarlins poi ha trovato il vantaggio nel secondo tempo, lì l'ha gestito e fino adesso direi che merita ampiamente. Fino adesso non ha beccato gol, il Lumignaco dovremo rivalutarlo quando Tano sarà nuovamente rientrato in condizione, però effettivamente anche oggi direi vediamo questo calcio di punizione, niente ancora. Il mister Vidi ha detto che finisce 1-1, però. Sì, vabbè, lui sa, frequenta i campi di calcio da tanto tempo. Pensa che, ti dico, questa chicca, quando giocavo Carlo Vidi mi chiamava Mazzolino, non so perché, dicevano che assomigliavo a Sandro Mazzola. Sono passati tanti anni e di nuovo il Chiarlins alla ricerca del gol del 2-0, perlomeno di tenere la palla lontana dalla propria area per evitare brutte sorprese. Sarebbe la sesta vittoria in 7 partite del Chiarlins, che per la terza volta, se finirà così, consecutiva in campionato non subisce gol, e quindi questo è anche un altro segnale importante. Come abbiamo detto prima, che Candussio che ha segnato anche un difensore, per Vittoria un bel segnale, che insomma se gli attaccanti per un giorno, non dico scioperano perché hanno fatto ampiamente il loro dovere, ma non trovano la porta, c'è qualcun altro che ci pensa. Per il Lumignaco, ripeto, ecco, abbiamo questa situazione, questa verifica da fare per quanto riguarda l'inserimento di Tano. Certo che anche oggi, onestamente, anche in fase offensiva abbiamo visto molto poco. E dunque attendiamo il fischio finale del signor Greco. Accendiamo Nastri e Clemente come migliori in campo. Roberto Zanetti fa cenno di sì, mentre già si dedica alla stesura del suo pezzo, ed eccolo il fischio finale che sancisce la vittoria del Chiarlins Muzzane sul Lumignaco. Comunque due squadre che ci hanno regalato spettacolo ed emozioni, le migliori squadre della categoria assieme al Chions, assieme alle altre protagoniste di questa eccellenza 2016-2017. Il Chiarlins Muzzane però mette una seria ipoteca già alla 7ª d'andata, volando, chiaramente sfruttando l'anticipo, a +8 sul Lumignaco, a 19 punti in classifica, aspettando le partite di domani. E domani il calendario ci regala Chions contro Torviscosa, Fontanafredda contro Vesna, Itala San Marco Grandisca contro Gemonese, Crash Repen contro Manzanese, Tolmezzo contro Union Pasiano, Tricesimo contro San Luigi, Virtus Corno contro Lignano. L'appuntamento per la diretta è per domani alle 17:45 con Sport Life, per seguire con le immagini e la telecronaca di Massimo Fontanini e Giambosio la trasferta della GSA A+ Udine sul parquet della Unieuro Forlini, la quarta di andata del campionato di Serie A2. Io ringrazio Alberto per le immagini e la diretta, ringrazio Emanuele per la regia in Galleria Tivari a Udinese TV, ringrazio voi per averci seguito. Da Carlino, finale Chiarlins Muzzane 1, Lumignaco 0. Arrivederci su Udinese TV.